Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. E je plumbade iu condute la soffuarce sul Friul, la bugade di Bruttim che si spietavisi e che non sere aveva convin la protezione civile a manda furune alerte meteo narancion, grau, lignan e che s'altris località di mar si sono sveati sculaghe alte che sull'isole dal Soreli e arrivade a un'altezza record di 166 cm. Il pic di marea è stato chiada, li svotte mieze ali snuv, per dopo scomincià a calà. In agaduti il centri con butteghirs e abitanti impegnati a disguidare da laghe stanzis e andronis. La protezione civile, sempre per colpe da laghe alte, e ha mandato fur per domani un'altre allerte meteo di color zal. In Chiarnie e in Taltarvisian invezit fin dal cricà dal dì alla neveat, massime jenfri fordisore e sapade, culis machinis taienefi impegnadis a deliberali stradis, in tuncu la protezione civile. La linea dalla neve col passata lisoris si è sbassate sempre più fin arriva a quote 200 metros. Il Bruttimpa ha avuto conseguenze anche sui trasporti dal Friul Vignesi e Giulie con ritardi sulle linee ferroviarie vers Trieste e vers Vignesie. Alle muarte vi è per l'agnot Roberto Maroni, esponenti prim plan della Lega. Aveva 67 anni, già di tempo al combatteve quintri di un mal. Maroni, già ministri dall'interni e presidente della Lombardia, ieri è stato un dai primi sacrodint al presidente di Cumò, dal Friul Vignesi e Giulie, Massimiliano Fedriga, che lo ha riguardato due di mattine come un politico di valore e un amico vero. Il Consiglio regionale al momento di vierzi lavors gli ha tributato un minuto di CD. La Procura di Trieste ha deciso di tornare a vierzi le indagini sul caso di una bomber dopo le stanze dal giornalista Marco Maisano e di due vittime. A comunicarlo è stato il procuratore generale della capitale regionale, De Nicolo, che spera in news elements dalla banchia dai dats, dal DNA. L'avvocato Paniz, difensore di Elvio Zornitta, che è stato il principale indagato, al spera che salti fur la verità e che il suo assistito venga discolpato une volte perdutis. Alla patit masse al dispaniz e al spiete anche mo un risarcimento adeguato. I carabinieri di Ville Opicine hanno individuato su un tunnel corriere dirette di là dal confin un rumen di 42 anni che aveva di scontare 4 anni e 11 mesi di prison per ricettazione e ricicli di robe robade. L'uomo in provincia di Foggia aveva ingrumato più di 300 kg di rodui di fil di ram ottenuto con robaris e pronto per essi lavorate e tornata a vendi, ma un blitz dai carabinieri lo aveva costretto a schiampare perché sta la tentata di arrivare a passare il confine, ma è stata bloccata dai militari dall'arme giusta in tempo. L'uomo è stato menato in prigione a Trieste. Dentro dal 2023 scomincerà una serie di lavori di adeguamento in tale prigione udinese di Via Spalato. A contarlo è stato il sindaco Pietro Fontanini che l'ha mettuto in evidenza che è la necessità di slargare i spazi dalla strutture detentive. Ai 16 di dicembre Palazzo da Ronco al darà accetta un incontro col garante ai prigionieri Franco Corleone e con l'associazione Icaro a riguardo al recupero dalla sezione femminile dalla chiesa circondariale dismettude a Romai di Heinz. Vie libere a news lavors a Udimpa e Marche Piz di une decine di stradis. La Zonte, su proposte dal vice sindaco Loris Michelini, e ha approvato i news cantiers. 500.000 euro spinduti dal Comune di Udine per sistemare i marciapis de città
e come si continua anche in altri stradi. Sì, io penso che i marcepis come Covin fatto, così facente, progettante, realizzante, in chi ha in chi non si din mai sta sfassa Udin. Io come ho detto che si tratta di chilometri, però io dico che questa approvazione di UE riguarda via Risan, via Fistulario, via Planis, via Michelini, che è praticamente un esploratore che è le vie laterali di via Vignesie, via Bixio, via Peschiere e via Montevodice. Ecco, questo è anche un completamento di chi che sono stati fatti in centro, in periferie, ma soprattutto come ultimamente stanno completando anche di via Marcepiste e frazioni, e quindi sarà di fare un riepilogo, ma io penso in tanti chilometri. La terza commissione del Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento per le comunità per i minori che ha previsto i criteri per iscrivere le strutture in un registro apposte. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha evidenziato che il documento è il risultato di un anno e mezzo di lavoro con un continuo confronto sul territorio. Il documento di prima, l'ha detto Riccardi, ieri dagli anni 90 al previo deve dome autorizzazioni sulla fonte dagli differenze di reti di paià e di servizi fondamentali. E sarà screade Vinars in Fiere a Udin l'edizione numero 33 di Idea Natale che vi darà la partecipazione di passe 150 espositori. Non si è presente il presidente di Udine e Gorizia Fiere Antonio Di Piazza. Quali sono le novità di questa edizione? Le prime robe che sono 3D, 33 3D, le verità che vi scurtate, le fiere perché vi hanno problemi di economia, di riscaldamento e quindi vi preferito scurtare il periodo di Idea Natale, ma non di saltare, perché Idea Natale è più importante per i furlans e per, non per i furlans. È un appuntamento fisso, dove le inte vengono, ci rinto un regalo, e non di spendi masse, però di arrivare a fare, perché il segno di Nadal, anche se tanti luminari non sono impiadi che stanno, però il segno l'ha di essi. E quindi un regalo all'ombia il segno. E anche per usgnot alle due, gnovis al torne domani. Buone serate e mandi.